Buongiorno e buona domenica, benvenuti all'Almanacco. Oggi è il 14 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.48. La luna si leva alle 3.49 e cala alle 20.21. Oggi si celebra Sant'Eliseo. Il nome Eliseo ha un'origine ebraica molto profonda e significa Dio e salvezza. Il 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Questo evento annuale ci ricorda che un piccolo gesto può salvare migliaia di vite. Donare il sangue è infatti un atto di solidarietà fondamentale per la salute pubblica. Gli uomini e le donne non in età fertile possono donare ogni 3 mesi, mentre per le donne in età fertile la frequenza è di 2 volte l'anno. Spegne oggi 65 candeline il conduttore televisivo Paolo Bonolis, un gigante del piccolo schermo passato dai pomeriggi di Bim Bum Bam ai successi di Ciao Darwin. La sua incredibile parlantina è da record, detenne infatti il Guinness World Record per aver pronunciato ben 335 parole di senso compiuto in un solo minuto. Festeggia 80 anni l'imprenditore e già 45esimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Con un patrimonio da capogiro, Trump è una figura che ha segnato la politica e l'economia globale. Una curiosità, oltre ai grattacieli vanta diversi camei cinematografici come quello del cult Mamma ho perso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Infine, oggi compie 72 anni la regina del rock italiano, Gianna Nannini. Con la sua voce graffiante e brani immortali come Se nell'anima e Fotoromanza, Gianna continua ad essere un simbolo di libertà e forza, capace di emozionare generazioni intere senza mai rinunciare alla sua anima ribelle. Il 14 giugno 1971 apre a Londra il primo Hard Rock Café. Nato dall'idea di Peter Morton e Isaac Tigret, il locale divenne presto il tempio del rock. La leggenda narra che tutto iniziò quando Eric Clapton regalò la sua chitarra da appendere al muro. Da quel momento è nata la più grande collezione di cimeli musicali del mondo. In botanica, un frutto deve contenere semi al suo interno. La fragola invece ha i semini all'esterno, quei puntini gialli chiamati acheni, quindi è considerata un falso frutto. Al contrario, i pomodori, i cetrioli e persino le zucche sono scientificamente delle bacche. Buona domenica ai 12, oggi una luna elettrica e scoppiettante rivoluzionerà un po' tutto lo zodiaco, originale, congiunta ad Urano e chiacchierona, arrivando in Gemelli. Ariete, per voi è una giornata di brillante comunicazione, di incontri, di sorprese che vi accompagneranno un po' tutta la giornata. Toro, la luna è uscita dai vostri gradi, per cui Marte adesso tende a rendere tutto abbastanza stabile, un Marte sempre più sedato dall'intelligenza di Mercurio. Gemelli, per voi oggi che siete protagonisti della giornata, è una giornata assolutamente originale e intensa. La Luna e Urano sopperiranno un po' all'inefficienza dell'energia solare che nei vostri gradi ancora non si connette. Dovete però tentare di scoprire il valore di voi stessi e conoscervi un po' meglio. Cancro, per voi oggi la vostra luna, il vostro astro, il vostro timone vi dà tutte le idee più disparate e originali possibili, soprattutto in amore. Leone, a proposito d'amore, Venere è entrata nei vostri gradi, quindi inizia un bellissimo periodo per l'amore per voi, si oppone subito a Plutone, per cui inizierete proprio da ciò che non va per arrivare a essere poi felici. Vergine, per voi oggi è una giornata in cui Venere scompare un po'. Si accendono però degli imprevisti e delle possibilità date le configurazioni di Luna e di Urano. Bilancia, per voi oggi è una giornata che vede la Luna e Urano e un debole Sole essere dalla vostra parte, ma in arrivo anche un'altra alleata, la vostra preferita, ovvero la bella Venere, che torna di nuovo compatibile e finalmente la guerra è finita, almeno in amore. Scorpione, per voi oggi Venere vuole semplicemente suggerirvi di indagare un po' meglio nelle vostre dinamiche affettive e di chiarire quelli che per voi sono i punti che ancora non cogliete perfettamente del vostro rapporto.
Sagittario, per voi oggi c'è una piacevolissima sorpresa. Venere, dopo aver doppiato il vostro pianeta Giove, diventa amica e in trigono e inizia dal Leone a sciogliere tutti i dubbi e i nodi che avete in amore. Capricorno, Venere non è più nemica, ha smesso di farvi la guerra ed è migrata il Leone, per cui ora torna il sereno in amore. Acquario, Venere in opposizione per voi, può nascere sì una grande passione, o si può affrontare il perché non volete proprio stare in coppia. Probabilmente alcuni di voi hanno bisogno di rivedere qualcosa di importante. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui perdete l'appoggio di Venere, quindi adesso tutto è un po' meno stucchevole, ma sicuramente Urano e la Luna vi ricordano che tutto può cambiare, il men che non si dica, e voi dovrete essere pronti ai cambiamenti che verranno. Il 14 giugno 1777 il Congresso degli Stati Uniti adottò ufficialmente la Stars and Stripes, la bandiera a stelle a strisce. Inizialmente le righe e le stelle erano solo 13, oggi le stelle sono 50, una per ogni Stato dell'Unione, rendendola uno dei simboli più riconoscibili della libertà e della democrazia moderna. Avete mai sentito l'espressione inglese to think outside the box? Letteralmente significa pensare fuori dalla scatola. È un invito ad essere creativi, a trovare soluzioni originali e a non fermarsi alle strade già battute. In una parola significa pensare fuori dagli schemi. Leopoldo Maria Panero, il poeta maledetto della Spagna contemporanea. Un genio travolgente la cui vita è stata un continuo dentro e fuori dagli istituti psichiatrici. Panero ha trasformato la sua sofferenza e la sua diagnosi di schizofrenia in versi potenti e crudi, usandoli come un'arma per denunciare le violenze delle istituzioni e rivendicare la propria libertà intellettuale. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. La gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga il biglietto. Non c'è spettacolo migliore della vita che inizia ogni mattina. Grazie per aver scelto di passare questi primi minuti della domenica con me. Io vi aspetto anche domani, sempre qui, con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.